Il Veneto è andato a votare al di là di ogni pessimismo, il che dimostra la maturità dei veneti, nonostante una campagna elettorale sottotono, ma vuol dire che gli elettori del Veneto avevano già le idee chiare per conto loro. E se guardiamo bene anche il risultato è lo stesso di 5 anni fa, perché se mettiamo assieme il risultato di Zaia con quello di Tosi, che la collocazione è la stessa, arriva a quel 60% di 5 anni fa, sicché conferma che l'elettore veneto è moderato, tradizionalista, legato alle proprie tradizioni e alla propria terra. Io posso dire che c'era una buonissima maggioranza anche nella corsa legislatura perché la frammentazione si è avuta esclusivamente negli ultimi 4, 5, 6 mesi, sicché una buona maggioranza aiuta a governare. Poi c'è una abbondante rappresentanza femminile, ci sono delle quote rosa questa volta, come c'è stato un grandissimo rinnovamento dei vecchi, diciamo, se ne sono ritornati solo 15. Una riflessione è questa, che non servono le leggi perché ci sia il rinnovamento, non servono i blocchi e tantomeno servono il voto di genere per portare le donne in consiglio. Se ci sono delle persone valide, vengono votate. Io credo di aver aperto il palazzo ai cittadini del Veneto, di averlo reso trasparente. Posso dirlo che questo è il municipio del Veneto a cui tutti possono accedere e a cui a tutti è data la possibilità di venire e si sentiranno sicuramente a casa loro. Una cosa importante posso dire è che nel bilancio sono stati stralciati tutti gli eccessi, tutte le spese inutili, riducendo il bilancio del Consiglio di oltre il 20%, questo è un dato di fatto ed è da considerare come positivo.